Domenico Pesenti, morto appunto nel 1918, è considerato il padre della pittura mantovana del Novecento. È stato davvero un artista che ormai ha assunto una rilevanza che travalica i confini nazionali. È un artista multiforme perché è stato pittore a olio, ma anche disegnatore, acquerellista, eccetera. E poi ha adottato criteri nuovi come metodo di lavoro, no? Nella sua attività. Poi è un uomo molto colto che tra l'altro collezionava opere antiche e poi si dilettava anche nel recupero e, occorrendo, restauro di mobili antichi. Quindi insomma un artista multiforme a cui la mostra che il Museo Diocesano gli dedica cerca di offrire appunto una visione di questi diversi aspetti. Alla Sala delle Colonne, al piano terra, sono gli oli, circa 80 opere, con aggiunte particolari, diciamo, per capire la sua operosità, il suo modo di fare, il suo modo di dipingere, il suo modo di pensare, le sue passioni di collezionista e anche di antiquario. Poi la mostra diciamo, si snoda nel museo stesso con mobili, oggetti vari raccolti e che facciano parte della sua collezione personale privata, perché lui in vita ha fatto anche l'antiquario oltre che l'artista e il pittore. In più nell'ultima sala, nella Galleria Rossa, vengono esposti circa 80 opere ancora tra disegni e acquerelli che fanno parte del fondo sempre del museo stesso, del Museo Diocesano. Sono tutte inedite e questo è importante per me perché la parte grafica è, diciamo, l'espressione principale della mente dell'artista, la primordiale, direi. Sono 6 opere quelle che abbiamo scelto ed esposto a Palazzo Te, provenienti dai depositi di Palazzo Te, che ci restituiscono il magistero pittorico di questo grande maestro e quindi i temi a lui più cari. Autoritratti, ritratti, interni di chiese, interni di stalle, quindi della vita quotidiana, la vita contadina, il legame con Mantova e il paesaggio. Sarà aperta in contemporanea con questa del Diocesano, quindi a testimoniare un legame tra le due istituzioni culturali, ma anche un rapporto profondo di collaborazione nella logica di condividere esperienze come queste.